Eccoci qua, ed eccoci qua, ben trovati da Alessandro Bonfanti, ancora una volta per Parliamone di sera, in questo caso per la lettura dei principali siti di informazione nazionali, per le notizie dal Friuli Venezia Giulia e locali, quindi abbiamo i siti dei quotidiani del Friuli Venezia Giulia e in più altre notizie, anche ultime notizie come la sospensione di certi siti, certe pagine Telegram che sono avvenute in queste ultime ore. Partiamo con la nostra benedetta sigla, come al solito dobbiamo tirar via il nome perché ogni tanto se no ci va su. Ed eccoci qua per la nostra chiacchierata serale delle 22. Vi ricordo che alle 10 della mattina abbiamo la lettura, il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia in versione diciamo quotidiana o quotidianis per il gioco di parole, e in più alla sera invece alle 22, alle 10 di sera, ben 12 ore dopo, abbiamo un'altra diretta per dimostrare, per parlare quello che è successo nella giornata e soprattutto magari qualche anticipazione per le notizie che si trovano in giro per il mondo, non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma anche per il resto del globo terracqueo. Abbiamo, come al solito, partiamo con dei siti locali, abbiamo quello del Piccolo, il sito del Piccolo gelocal.it, che dice coronavirus in Friuli Venezia Giulia, altri 10 decessi di cui 7 a Trieste, sono 42 i contagiati in più, mentre i guariti salgono a 1111, numeri un po' preoccupanti ma diciamo da vedere. Le fotografie sotto il titolo principale: l'inchiesta, novantenne deceduta a Litis, salma per riesumare per l'autopsia, la procura apre un fascicolo. Poi il focus alla Mater Dei di Trieste, 17 positivi fra anziani e personale. Poi erano notizie già di oggi: Tintarella salatissima in spiaggia a Grado, multati 2 camionisti bielorussi. E poi salta l'accordo con gli alberghi di Trieste, chiesti tempi troppo stretti. Ancora per quanto riguarda altre notizie da Trieste, andiamo a vedere, andiamo al Messaggero in questo momento, che è sul pezzo con altre notizie simili. Morti in casa di riposo, 3 inchieste aperte a Trieste, la procura chiede di riesumare la salma di un'anziana per l'autopsia, cresce intanto il contagio, 41 nuovi casi e 10 decessi. In un mese, la provincia di Udine, in un mese di lockdown, 23.000 aziende costrette a chiudere, solo metà ha potuto lavorare in emergenza coronavirus. Poi c'è la piantina come da disegno in cui come si muove il contagio in Friuli Venezia Giulia. Potete vedere queste immagini che sono abbastanza chiare, le trovate sul sito del Messaggero. Ve le dico: dal celeste al rosso scuro, positivi al virus sono con 0, sono i comuni in celeste, quindi vedete ce ne sono tantissimi, meglio di quello che pensavo, veramente celeste, cioè 0 positivi al coronavirus. Poi sempre con una gradazione più alta fino allo scuro, come per esempio Trieste in questo caso, che ha in quarantena 391 persone, deceduti 117, positivi 655, guariti 252. Questo è quello che dice la cartina. Andiamo a vedere qualche altro numero per quanto riguarda il Friuli. Vediamo se riusciamo a prendere, ecco qua: Udine, popolazione 98.000, positivi 37, quarantena 17, guariti 107, deceduti 2. Naturalmente questa è i dati della protezione civile. Selezionando qua ciascun comune si visualizzano i dati delle persone positive, in quarantena, guarite e decedute, dati aggiornati al 23 aprile alle ore 19.
c'è una precisazione: la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha pubblicato sul suo sito l'elenco completo dei dati riguardanti l'emergenza Covid-19 comune per comune. Riportiamo di seguito i dati in una mappa consultabile e invece in un'altra parte, come si dice qui, invece trovate in ordine alfabetico suddivisi in tabella. Nota per i lettori: le zone colorate di blu sono quelle con meno contagi, quelle rosse con più casi positivi, e spiega che basta passare il cursore e vedere che in ogni comune, numero per numero. Per quanto riguarda, facciamo notare che il numero più scuro è quello che c'è solo a Trieste, non mi pare di vederlo in altre parti questo colore. Poi ci sono, ripeto, le parti popolazioni 0, positivi 0, quarantena 0, guariti 0, deceduti 0, per esempio Aresia, oppure Tramonti di Sopra, oppure nella bassa Marano Lagulare, quarantena 6, guariti 4, sono tutti praticamente diciamo abbastanza positivi, ecco, in questo caso. Andiamo a vedere l'altro capoluogo: popolazione Gorizia, popolazione 35.000, positivi 34, quarantena 46, guariti 27, deceduti 1. Per quanto riguarda Cordenons, andiamo a vedere Pordenone, vediamo se riusciamo a prenderlo. Zoppola, Cordenons, San Quirino, non mi segna Pordenone, beh, vediamo. No, siamo andati un po' troppo alti, a dire la verità. Per quanto riguarda la destra tagliamento, andiamo a vedere, c'è una curiosità: un'isola celeste, cioè cammino al tagliamento, 1660 anime, positivi 0, quarantena 1, guariti 0, deceduti 0. Molto interessante questa situazione per quanto riguarda la destra tagliamento. Mi pare che per il momento con questa piantina abbiamo finito. Andiamo a vedere altre notizie. Siamo a San Giorgio della Richinvelda, positivi 2, guariti 4, quarantena e deceduti 0. Quindi è una cosa molto, come dire, positiva per certe cose. Guardate che segni celesti ci sono. Pontebba, popolazione 1.500, positivi 0, quarantena 0, guariti 0, deceduti 0. Molto interessante questa piantina, perché dà il senso anche della regione, che la regione Friuli Venezia Giulia in realtà è una di quelle con meno problemi in un certo senso. Poi vediamo, questo è il Messaggero ed è il sito del Messaggero che non siamo riusciti a trovarlo adesso, ed è una piantina che è stata fatta con dei dati fino ad oggi, diciamo fino all'altro ieri, fino al 23, fino a ieri validi in questo caso, quindi avete la possibilità di avere ecco, abbiamo trovato anche Pordenone, in questo caso lo mostriamo. Pordenone, popolazione 50.000, positivi 50, quarantena 56, guariti 44, deceduti 8. Questo era il capoluogo che ci mancava. Andiamo a vedere altri titoli per quanto riguarda il settimanale Il Friuli, il settimanale gratuito che trovate in edicola e anche via online, come questa edizione che stiamo guardando. C'è anche un'altra piantina. In Friuli Venezia Giulia sono 2.858 i casi di coronavirus, in incremento di 41 unità rispetto a ieri. Si registrano 10 nuovi decessi che portano a 256 il triste totale. Poi qua in primo piano una notizia nazionale, ma la vedremo da dopo. In questo caso via libera dall'Europa al Recovery Fund, c'è il Premier che canta vittoria. Io spero che abbia ragione, ecco, diciamo, speriamo. Andiamo a Gorizia, fase 2. Gorizia annuncia un taglio alla burocrazia. Il sindaco Ziberna: per ripartire puntiamo sulla semplificazione, scoperti 8 operatori positivi asintomatici a Villa San Giusto.
E poi ancora qualche riga, dai. Oggi è stata ancora una giornata molto importante, cari amici, perché su proposta dell'assessore alle attività produttive Roberto Sartori, la Giunta Comunale di Gorizia, presieduta dal sottoscritto, ha approvato un'altra delibera che punta a favorire la ripartenza, commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. Questo è il Friuli che parla di Gorizia. Andiamo a vedere se c'è qualche altra notizia velocemente, ma in questo momento c'è la mascherina del Friuli da venerdì 24 aprile in, possiamo dire, in edicola. Questo adesso il business delle mascherine sta diventando veramente rilevante. Per quanto riguarda la fase 2 l'abbiamo già vista, c'è un'altra cosa che mi interessava dal Friuli, ecco, se rimaniamo sempre nell'Isontino, andiamo nella destra Isonzo, andiamo a Medea, tamponi positivi tra gli operatori del centro per disabili. La regione ha assicurato Riccardi non farà mancare supporto e assistenza alla comunità. La regione col sistema sanitario e la protezione civile del Friuli Venezia Giulia non farà mancare supporto e assistenza alla comunità di Medea sulle criticità connesse all'individuazione di alcuni casi di positività al Covid-19 tra gli operatori del centro residenziale per disabili Villa Santa Maria della Pace. E questo erano i numeri che nessuno si aspettava e poi sono venuti fuori da qua. Andiamo a vedere Trieste All News, quindi andiamo dal Friuli a Trieste con un altro sito molto molto bello per quanto riguarda la cronaca, sono molto belli. Una notizia che riguarda non Trieste, ma sapete che da Trieste si va facilmente verso l'est. Coronavirus, Croazia riapre in parte, negozi e musei dal 27 aprile. E poi critiche, il governo dimentica la portualità, pioggia di critiche per il DIPE. Il governo Conte continua a preparare con molteplicità gli strumenti tecnici e commissioni, i piani per la fase 2 ormai identificata con la ripartenza del paese. In questo articolo di Zeno Saracino, la sopravvivenza del frattempo, di quanto è rimasto attivo nel campo degli alimentari, delle farmacie e della produzione essenziale, la si deve ai trasporti. Solo attraverso portualità e logistica il continuo flusso di merci non si è arrestato. E andiamo a vedere sotto, eppure proprio i trasporti via terra e via mare sono i grandi assenti nei piani per la fase 2. Lo rilevano in una molteplicità di attori, tanto per quanto riguarda i trasportatori quanto tra i marittimi. La commissione Colau, composta alla fase 2, non include nessun esperto che possa sostenere le ragioni delle autorità portuali o dei trasportatori o della logistica nel suo complesso. E questo è quello che scrive Trieste All News, e a mio parere non ha veramente tutti i torti. Anzi, c'è una cosa che vi segnaliamo, come possiamo dire, se Conte canta vittoria, all'ADN Kronos batte invece un'altra cosa che è una cosa strana, ognuno pubblica quello che vuole, ADN Kronos, mentre Conte dice Italia in prima fila, lo vedete nella immagine piccola in alto a destra, Merkel dice disaccordo su come finanziare il Recovery Fund. È stato pubblicato alle 20:11, tra i leader europei non c'è accordo su come dovrebbe essere finanziato il Recovery Fund, se con sussidi o prestiti, lo ha ammesso la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa a Berlino al termine del vertice UE. La Merkel ha tuttavia sottolineato come sia stato chiaro a tutti che abbiamo bisogno di questo recovery fund. Voglio dire molto chiaramente che una tale soluzione comune è nell'interesse della Germania, perché le cose possono andare bene per la Germania se le cose vanno bene per l'Europa, quindi di conseguenza è una cosa che fa un po' pensare. Da una parte qualcuno canta vittoria, dall'altra parte qualcuno dice ma guarda che non è proprio così. Staremo a vedere, ve lo segnalo perché avevamo problemi, ecco esatto, avevamo problemi con la nostra
il nostro collegamento. Eccolo qua, è quello che dice la Merkel. Merkel, disaccordo su come finanziare Recovery Fund, il fondo per la ricostruzione. Ancora per quanto riguarda la notizia della, di Angela, che dice stiamo a vedere come va in realtà, ed era una notizia su questo rimando che era stata prospettata ieri sera in una Dagospia, il famoso sito di D'Agostino, che certe volte, anzi spesso e volentieri cimbrocca, come si dice, che oggi non si sarebbe deciso niente e che più avanti si va, più si va verso il MES, anche se sembra che la strada del Recovery Fund sia stata per adesso presa. Ma non vorrei che fosse un MES nascosto in questo caso. Io francamente non ho molta, non credo molto a quello che fanno così cantando, come si dice, portando la croce o cose del genere. Non ci credo molto. Voglio piuttosto vedere una volta firmato il tutto. Ritorniamo a questo argomento, andiamo a vedere adesso altre cose per la nostra serata. Eccolo qua, ecco quello che sottolineavo prima, l'Adige, l'Europa, eccolo qua, questo che l'Europa dice sì a Conte sul fondo da 1500 miliardi per l'emergenza economica. E questo uno dice una cosa, uno dice l'altra. Questo è tratta dall'Adige.it, il quotidiano veneto del Trentino Alto Adige. C'è la foto di Giuseppe Conte, il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende nel corso del Consiglio europeo, ha chiesto una modifica alle conclusioni sulla riunione del Recovery Fund, modifica che secondo le stesse fonti è stata inserita e inquadrerebbe il piano per la ripresa UE come strumento necessario e urgente. Quindi il Premier l'ha richiesta. Qua non si vede che hanno detto di sì. Qua lo ha detto, per la ripresa della crisi economica acuta tutti hanno concordato sul fatto che serve un piano congiunturale, o come viene chiamato anche Recovery Plan o Recovery Fund, lo ha detto Angela Merkel, che è proprio vero che quando si dice una cosa ognuno proprio vede le cose in una maniera o nell'altra. Andiamo all'Agcom, lo dicevamo all'inizio, per quanto riguarda, sapete che Telegram è accusato di essere un social, un mezzo per violare il diritto d'autore. L'Agcom su Telegram ha rimosso 7 canali che violavano il diritto d'autore. Per un intervento diretto sulla piattaforma serve una modifica della normativa. E segnalo questa notizia. Consiglio d'autorità per le garanzie delle comunicazioni, il relatore, il commissario Francesco Posteraro, ha esaminato l'istanza con la quale la Federazione Italiana Editori Giornali FIEG ha chiesto la rimozione di tutte le edizioni digitali di testate pubblicate su alcuni canali della piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, nonché di sospendere l'accesso all'intera piattaforma. A seguito della segnalazione inviata, Agicom ha prontamente avviato un confronto con la piattaforma per la rimozione dei canali la cui attività di diffusione di contenuti risulta violare la tutela del diritto d'autore online. Sembra che Telegram sia stato usato per, noi possiamo dire, inviare copie pirata dei vari giornali, dei vari quotidiani. Come vedete anche di spalla, correlato, la pirateria editoriale è un reato, se diffondi una copia della provincia via mail o WhatsApp tornano a circolare le copie pirata della provincia, questa è la provincia di Cremona, è illegale, chi lo fa rischia la denuncia. Questa è la provincia di Cremona, quindi sappiate che adesso è un po' più difficile fare il contrabbandiere di giornali. Andiamo a vedere altri titoli per quanto riguarda. C'è l'ANSA che ha pubblicato questo addio glamour con il lockdown e la rivincita della Dacia. La Dacia è la famosa casa che i russi avevano nel bosco
e quindi ed era stata dimenticata perché tutti volevano fare, come possiamo dire, la bella vita, andavano nelle città e queste casette sono state riscoperte adesso che c'è il lockdown e tanti sono andati a rimetterle a posto ed andare ad abitarci perché era qualcosa, come possiamo dire, di utile, tornava sempre bene avere una casetta in campagna e questa è una delle novità di questi tempi. Vediamo se c'è ancora qualcosa per quanto riguarda le ultimissime per quanto riguarda non abbiamo molta cosa, ci sono notizie di sport, tornare in campo il 9 maggio, Bundesliga, Seifert, saremo pronti, cioè in Germania il 9 maggio vogliono già tornare a fare le partite di calcio. E poi ancora coronavirus, andiamo al Corriere.it e ve la segnalo come una curiosità, però insomma è una cosa curiosa ma fa un po' pensare, andiamo a vedere, è il Corriere che dice una cosa molto importante per quanto riguarda la nostra serata, penso che sarà l'ultima notizia, Corriere della Sera, non ci interessa questo, noi ci interessa quello della Nuova Zelanda, vediamo, mi è andato via, comunque la Nuova Zelanda è diventata il nuovo, come possiamo dire, diventa la terra del rifugio dei miliardari. Per un apocalittico moderno l'interesse della Nuova Zelanda, lontananza e stabilità, abbondanza di acqua pulita, terra vasta, incantevole, e quindi è una cosa interessante capire che la Nuova Zelanda, che sapete che è molto simile all'Italia ed è parallela all'Italia nell'altra parte del globo, è diventata una specie di terra promessa per i nuovi ricchi perché hanno voglia di vivere bene con acqua e tutti i servizi. È tutto per oggi per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio di essere rimasti con noi. Questa è Parliamone di sera e parliamone di mattina e alle 10 di mattina, mentre alle 10 di sera c'è questa nuova edizione. Vi teniamo compagnia per quanto possiamo e noi ci vediamo domani con le notizie dai quotidiani regionali del Friuli Venezia Giulia, con le notizie locali e poi cominceremo domani sera alle ore 22, se avete voglia alle 14 siamo in diretta sul canale di Confartigianato Gorizia, pagina Facebook di Confartigianato Gorizia, per le notizie economiche con Confartigian News. Buonanotte, state bene e noi ci vediamo domani. Ciao!